intanto la prima frazione di Arianna Nicoli porta la Bentegodi al comando in 31-36. Cambio ancora con la quarta corsia al comando, Unione Sportiva Idros che si è portata in testa a metà gara dalla rana, si passa alla farfalla. Idros ancora davanti nella quarta corsia, siamo alle battute finali con l'ultima frazione a stile libero e l'Unione Sportiva Idros che prenota la vittoria della serie numero 2. Allora andiamo a vedere il tocco vincente dell'Idros e soprattutto ci teniamo il crono 2:06 e 92 per le ragazze dell'Unione Sportiva Idros. Bentegodi che chiude seconda, Polisportiva Noale alla terza posizione.